E in Puglia, in provincia di Brindisi, commissariata una struttura per anziani con oltre 100 positivi, magistrati al lavoro in altre città. L'inviato Leonardo Zellino. Loro non sono in grado di gestire la situazione. Loro allo stato attuale hanno solo 4 infermieri, ovviamente con 4 infermieri non possono garantire un turno H24. 4 infermieri rimasti ad accudire gli 87 anziani di questa residenza assistenziale di Brindisi dal nome involontariamente profetico. Nella struttura 102 persone sono risultate positive al Covid, 59 ospiti e 43 operatori sanitari. La Regione Puglia poco fa ha optato per il commissariamento. Ad occuparsi degli anziani adesso sarà l'ASL. La diffusione dell'epidemia all'interno della struttura è avvenuta ancora prima che si verificasse la richiesta da parte dell'ASL del primo tampone. Dal primo caso, il 28 marzo, i contagi si sono moltiplicati di giorno in giorno. Vuol dire che evidentemente non si è stati capaci di contenerli, di capire effettivamente il dramma. Dubbi purtroppo di tanti, troppi parenti, per capire cosa non ha funzionato nelle case di riposo e se il personale è stato dotato di tutte le misure di protezione. La Procura di Bari ha affidato un'indagine ai carabinieri del NAS, inchieste anche a Taranto e Lecce. Lui stava bene, anche se mi ha chiamato, devo dirti la verità, una mezz'oretta fa dicendo che ha un po' di tosse. Il suocero di Salvatore, oggi 90enne, era il titolare del cinema storico di Brindisi. Gli anziani sono la memoria storica di questo paese, se perdiamo loro perdiamo tutto. Il governo lavora